Ciambelle, muffin, waffle. Ad accogliere i clienti all'entrata del caffè San Marco queste mattine un pannello di legno scritto dalle titolari del bar che venerdì mattina hanno trovato, l'amara, è il caso di dire, sorpresa. Pochi spiccioli rubati, il fondo cassa, ma a destare stupore la mancanza delle brioche pronte per i clienti. I danni che ha lasciato la porta, il danno maggiore è quello perché poi il fondo cassa era una cinquantina di euro e le ciambelle insomma 1,30 euro l'una, quindi è la porta. Un furto messo a segno nel centro storico di Serravalle a Vittorio Veneto dopo gli ultimi compiuti poco distante nel quadrilatero a 2 passi dal municipio, all'Enoteca Peccato Divino e al Bar Jolly. I banditi sembrano sempre gli stessi degli altri colpi, individuati dai carabinieri negli scorsi giorni ma fuggiti oltre la stazione dei treni. Non solo il caffè San Marco, i ladri si sarebbero spostati in via Martiri della Libertà per proseguire il raid. Colpito anche il primo negozio sotto il porticato dove i proprietari si sono ritrovati la maniglia smontata, colpo andato male anche al Ventennale, dove con un piede di porco hanno tentato invano di forzare la porta d'ingresso. Da lì sono andati verso il caffè Commercio. Incastrato nella serratura della porta c'era ancora un piede di porco con dei guanti buttati a terra. Le telecamere dopo hanno visto che questo improvvisato non è riuscito ad aprire ed è scappato, insomma. Quanti danni? Danni quantificati ora non lo sappiamo, però stiamo cercando di capire anche con l'assicurazione come poter fare. Non la prima volta per il caffè Commercio, il secondo colpo in pochi mesi, e se i titolari chiedono più videosorveglianza, di cui il centro di Serravalle è pressoché sprovvisto, c'è chi invece crede che non sia la soluzione migliore per arginare il problema. Io penso che la videosorveglianza serve per capire chi passa, però alla fine se li prendono poi legalmente non possono fargli niente, serve fin là.